Sapevi che l'ospedale più importante della Sardegna deve il suo nome al medico e politico Giuseppe Brozzo? Fu lui a scoprire le cefalosporine, una classe di antibiotici fondamentale. Si può affermare infatti che milioni di vite umane siano state salvate grazie al medico sardo, che fu anche presidente della regione. La storia di questa scoperta potrebbe essere la trama di un film. Negli anni '20 Brozzo iniziò a indagare su uno strano fenomeno che avveniva al porto di Cagliari. Molti giovani ogni giorno facevano il bagno nelle acque inquinate dalle fogne dell'intera città. Pure non c'erano epidemie né di salmonellosi né di tifo. Da qui la sua ricerca che lo portò nel 1945 a isolare la micetina di Brozzo, ossia una combinazione di 3 tipi di cefalosporine, in grado di curare il tifo anche in pazienti gravissimi. Una scoperta questa da premio Nobel per la medicina. Ma all'inizio degli anni 60 un altro medico si prese il merito e brevettò la scoperta. Soltanto agli inizi degli anni 70 la comunità scientifica internazionale riconobbe la paternità della scoperta a Brozzo. Nel 1971 il medico sardo ricevette la laurea ad honorem dall'Università di Oxford.